Calci, pugni, bottigliate venerdì sera, violento in Corso del Popolo in piena zona rossa con una decina di ragazzi che si sono picchiati davanti ai passanti. Fra una settimana lo stop al provvedimento di controllo, si riapre il dibattito politico. A Roncade, baby gang del parco ancora una volta in azione, rapinati due quindicenni con la ragazzina che si è presa anche una testata, i residenti preoccupati. Con la scusa di fargli incontrare una ragazza attirano in un parco di Bassano un 29enne bellunese, poi lo picchiano, lo derubano filmando tutto con il cellulare, 4 giovanissimi denunciati. Shock a Montebelluna, sparita la statua che ricorda i caduti nei lager nazisti, caccia ai responsabili, il sindaco gesto vile, telecamere al setaccio. Portato in carcere il 49enne che ha ucciso il suocero a Porcia dopo che la vittima era intervenuta per difendere la figlia al culmine di una lite violenta. L'uomo si difende, era stata legittima difesa. A Vittorio Veneto resta l'apprensione per il caso di rabbia canina scoppiato in questi giorni. Pioggia di telefonate con richieste di informazioni, salgono le persone sotto osservazione e gli animali isolati. Scongiurato il caos in autostrada, weekend a Bollino Rosso che si è trasformato in Bollino Giallo per via della scarsa incisività dei blocchi autostradali in Austria. Incongruenza sul numero degli animali trasportati, diversi malgari del Grappa raggiunti da multe salate combinate dai carabinieri e forestali lungo la strada Cadorna, indignazione e protesta. Accordo trovato tra la candidata del centro-sinistra Ghimenton e Daniele Manente per unire le forze in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sfideranno Luca Pozzobon del centrodestra. Già 12 progetti in campo con la prima piattaforma d'Italia per iniziativa a beneficio comune. Il progetto Venexus voluto dal presidente del Veneto Stefani è ormai realtà. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso e dunque ripartiamo dalla cronaca di un'altra serata, un venerdì sera violento in Corso del Popolo a Treviso in piena zona rossa, una decina di ragazze che si sono affrontati a calci, pugni e bottigliate. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e quindi la reazione questa mattina anche dei commercianti. Dico, Giulietta, cosa è successo? Tutti i vetri li devo trovare per terra. I cocci delle bottiglie spaccate dalla decina di giovani, alcuni anche minorenni, che se le sono date di santa ragione a tarda sera in Corso del Popolo. Zona rossa, ennesima scazzottata, pugni, calci, forse anche un coltello, prima ad arrivare una pattuglia della Guardia di Finanza che ha segnalato i responsabili alla procura. Tutti identificati, i giovani coinvolti nella rissa che segue di qualche giorno quelle avvenute tra Ponte San Martino e Via Roma, tanto da far scappare i clienti dai plateatici. Oggi davvero lavorare è paura perché si lavora coi soldi. Non era così. I guai se noi metti a posto le robe. Non si fa bene capire, signori, nessuna persone perché hanno paura. Zona rossa introdotta dopo Pasqua, termine il 7 giugno. Per i commercianti strumento utile anche se l'area, dicono, è comunque monitorata da vicino, ma il problema va oltre i controlli. Onestamente vedo sempre un bel controllo del territorio, non è che possiamo lamentarci. Non saprei trovare una soluzione, bisognerebbe andare tanta a monte e cercare di parlare con le famiglie, con le istituzioni per cercare di prevenire il problema, però più di così non è che saprei cos'altro consigliare. Non è che puoi blindare tutta una città perché fai una zona rossa di qui, vanno a finire di là, dopo fai anche di là, vanno a finire dall'altra parte e non è più finita. Certamente i controlli vanno bene e dopo è da capire anche questa gente qui che viene presa e che fine fa, perché questi ragazzi qui c'è il problema dell'integrazione, chiamiamolo, se non sono italiani del disagio che hanno e non è una cosa semplice comunque, perché diciamo la tra virgolette repressione non è che serve, cioè serve ma non si può vivere solo di quella lì. D'altro canto, dice Turi, bisogna fare attenzione a non mettere paura tra i frequentatori del centro. La città vive della gente, per cui bisogna anche cercare di dare le informazioni calibrando un po' il tono, insomma, ecco, sapendo che comunque questa è una problematica che è di tutte le città. Una zona rossa che scade il 7 giugno, fra poco più di una settimana. Allora torna il tema in discussione: sospensione o proroga della zona rossa. Intanto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Ciamini lancia una provocazione.
Come amministrazione comunale sappiamo benissimo tutti che in sinergia con il prefetto Custode di Treviso sono già in atto la zona rossa e il DASP urbano. Evidentemente queste restrizioni non servono e non bastano, perché se questi stranieri continuano a frequentare il nostro suolo pubblico nonostante un DASP urbano, bisogna sicuramente fare di più. Neppure zona rossa e DASPO bastano a lanciare la provocazione il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini, non nuovo a slanci in avanti in tema di sicurezza. Di fronte al venerdì sera violento in Corso del Popolo, Ciamini parla di ennesimo sfregio alla città e mentre la scadenza dei termini della zona rossa si avvicina e il tema ritorna in discussione, Ciamini va oltre. Se questi giovani delinquenti continuano a non pagarne le conseguenze, è giusto che a farne le spese siano le loro famiglie, con espulsioni immediate, perché i cittadini residenti di Treviso hanno il diritto di sentirsi sicuri nella propria città. Lo strumento a disposizione al momento è però quello della zona rossa, applicato dopo Pasqua e in vigore per un'altra settimana. Nel 2025 si è scelto di sospendere il dispositivo per l'estate, ma è rispetto al quadro attuale, sottolinea il capogruppo dei meloniani Guido Bertolazzi, che andrà valutata un'eventuale proroga. La zona rossa, sono certo che il sindaco incontrerà il prefetto nei prossimi giorni e prenderanno la decisione opportuna se rinnovarla o meno, discutendo anche degli sviluppi della situazione. Sono fenomeni che non toccano ovviamente solo Treviso, l'abbiamo visto anche un paio di giorni fa a Milano. Io penso che ci sia un grosso problema legato comunque all'immigrazione. Sono le prime conseguenze di una politica migratoria folle che abbiamo vissuto nei governi di centro-sinistra da Monti in poi. Per le forze politiche di opposizione il problema è altrove e lo ribadiscono. Con l'istituzione della zona rossa, con la militarizzazione di alcune zone della nostra città, è effettivamente cambiata la sicurezza anche percepita dalle persone che attraversano e vivono la nostra città? Noi crediamo che ci siano delle altre scelte da poter percorrere, crediamo che chi ha il governo della città, della regione, del governo debba smetterla di incolpare altre parti per delle politiche che non hanno messo in campo in questi anni. Pensiamo che non ci si possa comparare con città come Milano. Noi siamo a Treviso, dobbiamo ragionare a Treviso, abbiamo la fortuna di vivere in una città che è a misura di uomo, di donna, di persona, di bambino, di bambine, e dobbiamo ragionare su questo concertando le associazioni del terzo settore che hanno già una forte capacità di creare rete, la fanno già nei nostri territori, dando loro spazi, permettendo loro di riempire le nostre piazze, perché è così che noi riusciamo ad indirizzare chi in questo momento non ha idea di cosa si possa fare in città. Noi siamo qui, dobbiamo essere qui per dare loro le opportunità per costruirsi. Baby gang che, lo sappiamo bene, non conoscono confini. Da Treviso a Roncade è tornata in azione la baby gang del parco a farne le spese 2 quindicenni. Purtroppo la gioventù al giorno d'oggi è così, ti fa anche paura di uscire fuori di casa. Baby gang che rapina al parco 2 coetanei, una ragazzina di 15 anni e l'amico che era con lei per rubare loro il borsello e pochi spiccioli, quindi scappare. Hanno colpito la giovanissima con una testata, ma trattandosi dei soliti noti, ai carabinieri della stazione non ci è voluto molto per identificarli e rintracciarli, e la sera erano già in caserma. Parchi di Roncade ancora una volta teatro di episodi ben oltre il bullismo, dal campetto di basket alle rive del Musestre in via del Parco, dove si è consumata la rapina. I 2 minorenni, entrambi di seconda generazione, residenti nel comune, che nel frattempo si erano spostati da lì a Biancade, sono stati denunciati. Questi ragazzini che sono abbandonati, penso perché i genitori non so dove siano, usano la violenza come se fosse insomma cosa normale, preoccupa. Secondo me i genitori dovrebbero stare un po' più attenti, secondo me. Pomeriggio ci sono questi ragazzini che si mettono qua a giocare con le biciclette. 2 settimane fa ho portato del mangiare a delle papere e questi ragazzini erano qua con i monopattini che scherzavano, si tiravano i capelli, bestemmiavano, hanno lanciato bottiglie d'acqua dappertutto e l'età media era 12 anni. Quindi sì, questo un po' spaventa. C'è magari da tenere monitorata? Sicuramente, sì, sicuramente magari un passaggio in più delle forze dell'ordine sarebbe gradito. Ma il fenomeno, generalizzato nei piccoli centri come nelle città più grandi, interessa anche altre zone del comune, come testimonia questa residente di Musestre. Purtroppo dove abito io, di fronte c'è un parco, anche il parco della chiesa, diciamo, dove vedo cose bruttine anche lì, quindi... Tipo penso che spacciano anche.
Da Roncade a Montebelluna, una comunità in shock, c'è sgomento e c'è anche indignazione in queste ore. Parliamo del furto della statua in bronzo dedicata in memoria dei caduti dei lager nazisti, collocata nel piazzale di Mercato Vecchio accanto alla chiesa di Santa Maria in Colli. I ladri hanno portato via la scultura e 4 colombe decorative, lasciando sul posto un seghetto e un piede di porco. Indagano carabinieri e polizia locale che stanno verificando anche le immagini della videosorveglianza. Da chiarire se il furto sia avvenuto prima o dopo un'anomala manomissione nei giorni scorsi proprio della telecamera installata nell'area. Tra le ipotesi non si esclude anche quella di un'azione di ladri interessati al valore del metallo, quindi del bronzo, e quindi indifferenti in questo caso al valore simbolico del monumento. Sia come sia, dicevamo, lo sgomento è forte, caccia i responsabili, le parole del sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Un gesto vile non solo perché deturpa un bene pubblico ovviamente, ma soprattutto perché insulta tutta la memoria della comunità montebellunese e di tutti i nostri parenti, nonni, zii che hanno dovuto subire le angherie naziste e sono stati rinchiusi nei campi di concentramento. Le indagini sono in corso, stiamo verificando le telecamere. Sconfiniamo per un attimo in Friuli per tornare a parlare dell'omicidio di Porcia. È stato portato in carcere il 49enne accusato di aver ucciso il suocero al termine della violenta lite di ieri. Da una parte la vittima, intervenuta come sappiamo per difendere la figlia, dall'altra l'ex compagno della donna che sostiene di aver agito per legittima difesa. Il suocero, questo signore, è morto e il genero è in ospedale a Udine, in questo momento si parla di coma. È stato portato in carcere a Pordenone Fabrizio Barberini, 51enne, originario di Latina e residente da tempo in città, che nella giornata di ieri ha ucciso il suocero Marius Adrian Dorobantu, 59enne, di origine romena. Una lite familiare degenerata fino a trasformarsi in una tragedia. Sangue, paura e urla in un'abitazione di Via del Zuccolo a Porcia, dove si è consumato il dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Tutto inizia attorno alle 15:30, quando l'uomo si presenta a casa dell'ex moglie. I due erano separati da tempo, ma mancavano ancora gli ultimi passaggi formali per il divorzio. Tra loro scoppia un violento litigio. La tensione sale rapidamente. Secondo quanto raccolto sul posto, l'uomo avrebbe colpito la donna anche con una bottiglia al capo. Ferita e terrorizzata, la 39enne si rifugia in bagno insieme ai figli minorenni, barricandosi all'interno e chiamando il 112 per chiedere aiuto. Subito dopo lancia l'allarme anche al padre. A quel punto la situazione precipita. I genitori della donna arrivano nell'abitazione e il padre interviene per difendere la figlia. Ne nasce una colluttazione violenta, un parapiglia che si sposta all'esterno della casa. Quando sul posto arrivano gli agenti della Polizia di Stato, la scena è drammatica. 2 uomini a terra a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Marius Dorobantu è già in arresto cardiaco. I poliziotti tentano di rianimarlo con il defibrillatore. I sanitari, giunti poco dopo, proseguono le manovre di soccorso, ma purtroppo non possono fare altro che constatarne il decesso. Fabrizio Barberini invece è stato soccorso ancora cosciente, stabilizzato, intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Nelle scorse ore poi è stato dimesso per essere trasferito nel carcere di Pordenone. In ospedale finiscono anche l'ex moglie e la madre della donna, entrambe con lesioni. Della famiglia non era almeno seguita dai servizi sociali, non sappiamo niente, dispiace per i familiari e soprattutto perché ci sono dei bambini. Nel frattempo la scientifica lavora per ore fino a tarda serata per ricostruire con precisione quanto accaduto. Rilievi metrici e fotografici vengono eseguiti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Restano ancora diversi punti da chiarire, non è certa al momento l'arma del delitto. C'è una pietra, ma adesso vediamo, insomma si tratta di vedere se effettivamente quella, se è stato utilizzato qualcos'altro. Sono tutte cose che andranno verificate. È stata trovata una bottiglia frantumata, ma ripeto, sono tutte cose che vedremo poi. Il movente sembra legato alla separazione e tensioni familiari mai sopite. Intanto, dal carcere Barberini sostiene di aver agito per legittima difesa, una vicenda che lascia sotto shock Porcia, scossa da un fatto di sangue maturato tra le mura di casa. Non sono cose belle, resto a bocca aperta, non ho parole. Torniamo nella Marca trevigiana, torniamo a Vittorio Veneto, l'apprensione che resta forte per il caso di rabbia canina scoppiato nei giorni scorsi, gli ultimi aggiornamenti.
Sono salite a 32 le persone sotto osservazione e 10 i cani isolati dopo il caso di rabbia canina scoppiato pochi giorni fa a Vittorio Veneto. Uomini e donne entrati in contatto con la padrona di questo meticcio importato dal Marocco senza seguire le procedure che ieri è deceduto. Animale che sarebbe entrato in contatto con 10 esemplari ora nella struttura di Ponzano dove rimarranno per 60 giorni. L'episodio sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante una passeggiata con tutti i cani coinvolti al guinzaglio di un dog sitter lungo questo parchetto dietro al brolo del monastero di San Giacomo di Veglia. Un caso che ha portato apprensione in città, testimoniata dalla serie di telefonate arrivate sia al servizio di igiene e sanità pubblica che al servizio veterinario per avere informazioni. Preoccupato per questa cosa della rabbia? Sì, perché ci sono tanti cani quindi c'è un pericolo. E soprattutto il mio quartiere, San Giacomo. Adesso bisogna vedere se riusciamo a vaccinarli tutti, ce n'è vaccini a sufficienza, perché adesso il mio è piccolino, oggi è sabato, domenica, qui è abbastanza impegnativa questa cosa. Poi c'è chi seguendo le regole si sente tranquilla. Io e il mio cane l'ho vaccinato, quindi sono tranquilla per questo. Ho sentito sì che c'era questo caso, però non ho letto, non ho approfondito, quindi non so più di tanto, però insomma se i cani vengono vaccinati non ci sono preoccupazioni, è chiaro che non tutti li vaccinano. Il Comune calcola che oltre 4.000 cani dovranno essere vaccinati, ovviamente a spese dei loro padroni. Questa campagna vaccinale è a carico dei proprietari degli animali, i quali hanno 2 settimane, 15 giorni, per contattare il proprio medico veterinario e concordare con lui un appuntamento per poi proseguire per il vaccino. Stessa cosa invece deve contattare il veterinario chi ha un gatto proprio. Sì, esatto, l'ordinanza è riferita sia ai cani che ai gatti o anche ai furetti magari, e devono appunto anche i gatti seguire questa profilassi. Mentre si calcola in poco meno di 1 migliaio i gatti delle colonie che invece verranno vaccinati dal servizio veterinario dell'USL. Ed è proprio sui felini di proprietà che il sindaco chiede buon senso in quanto sprovvisti di microchip e quindi non tracciabili. C'era grande apprensione, l'abbiamo raccontato in questi giorni, per quello che poteva essere davvero una giornata difficile lungo le autostrade per la manifestazione sul valico del Brenner, la manifestazione ambientalista. Fortunatamente l'avviso di questi giorni è servito e allora da bollino rosso è diventato un bollino giallo. Noi siamo pronti, l'avevamo previsto, l'abbiamo comunicato già da giorni con tutti i nostri mezzi, anche dai pannelli messaggio variabile, avvisando anche chi guida mezzi pesanti già da una settimana a questa parte. Quindi abbiamo un'organizzazione da giornata di esodo da codice rosso, anche se questa era una giornata da codice giallo, quindi noi siamo strutturati e pronti per ogni evenienza. L'ultimo fine settimana di maggio ha regalato code e disagi autostradali, ma perlomeno si è scongiurato il temutissimo effetto Brennero, con le chiusure oltreconfine per manifestazioni ambientaliste che non hanno troppo intaccato lo scorrimento dei flussi in Italia. A ogni modo le difficoltà maggiori le hanno sperimentate le uscite rivierasche e i loro caselli, visti i corposi flussi per sfruttare il caldo del fine settimana. Le previsioni comunque sono quelle che avevamo detto, c'è traffico intenso, c'è coda tra in est, quindi direzione Trieste, fra Meolo e Portogruaro, sui caselli che portano le riviere c'è molto traffico, abbiamo dei piazzali pieni. Degno di nota è il casello di Latisana, quindi verso le nostre riviere abbiamo più che raddoppiato il traffico di uscita. Non pensiamo di avere un numero elevato rispetto al previsto di mezzi pesanti, dalle informazioni che abbiamo anche con le concessionarie limitrofe. Sicuramente ci aspettiamo durante la giornata fino a tardo pomeriggio ancora traffico intenso, sempre dovuto al raggiungimento delle mete turistiche. E adesso sul Monte Grappa, sul Grappa, perché arrivano in questi giorni, sta arrivando una raffica di multe ai malgari che sono impegnati nel trasferimento degli animali per l'alpeggio. Vediamo perché. Non bastavano i costi energetici e le ordinarie difficoltà di vita dell'alpeggio. Alcuni malgari del Grappa hanno ricevuto multe salate dai carabinieri forestali di Bassano durante il trasporto degli animali lungo la strada Cadorna. Noi giovedì siamo stati rincorsi dalla macchina dei carabinieri che stavano scendendo, poi ci hanno rincorso, ci hanno superato e fermato
e poi venerdì mattina abbiamo avuto un verbale di 300 euro di multa per motivi che secondo noi non sono competenza dei carabinieri forestali. La principale incongruenza contestata era il numero degli animali trasportati, 10 invece dei 38 totali dichiarati e autorizzati dall'ULSS. Ogni giorno noi trasmettiamo il numero di capi che trasportiamo in Maiga e loro ci mandano il modello corrispondente con tutti i capi che vengono trasportati, poi fanno 2, 3 o 4 viaggi con quel bestiame, così funziona. A quanto racconta Raccanello, questa e altre multe elevate nei giorni scorsi sono un fatto inedito. Non ho mai avuto la sensazione di essere braccato in questa maniera, questa qua è una persecuzione, capisci? La sentiamo come una persecuzione, non qualcosa di normale. Le multe sono state elevate in controlli tra il primo e il settimo tornante della strada Cadorna, tutta nel territorio di Romano Dezzelino, dove il sindaco si è già attivato. Ho avuto modo di interfacciarmi con i carabinieri per chiedere conto di questa attività, che non è tanto perché poi sfocia in sanzioni, quanto perché se fosse relativa a particolari attenzioni o controlli che erano necessari in questo periodo. Nel caso specifico la multa è stata di 300 euro, ma si può arrivare fino a 1500. In questi giorni cercherò di capire anche con l'azienda sanitaria e con i carabinieri la motivazione reale e se ci sono margini per almeno una riduzione di queste sanzioni. Resta l'amarezza di chi fatica a tenere in piedi l'attività di allevamento e produzione casearia. Delusi e preoccupati, perché non possiamo stare. Anche ieri pomeriggio alle 3 c'era un furgone di vacche che veniva su e dietro la macchina dei carabinieri che li rincorreva. Non è una vita semplice da qua, cioè non è un comportamento da normale, mi capisci? Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Castelfranco, è tempo di tornare a parlare di ballottaggio. Il telegiornale di Treviso per andare a Castelfranco. Il ballottaggio del 7 e 8 giugno era nell'aria, ma oggi, questa mattina, è arrivata l'ufficialità dell'accordo trovato tra la candidata del centro-sinistra Maria Ghimenton e Daniele Manente, appunto per la sfida del ballottaggio. Il popolo, la città ha parlato e ha detto che il centrodestra è forte, ma che nella città c'è anche un'alternativa, rappresentata dalla coalizione di Maria, e la nostra testimonianza ha dimostrato che c'è anche qualcos'altro oltre al rosso e al nero. Era il caso, secondo noi, di andare avanti e di continuare nella strada del cambiamento. L'abbiamo fatto con un'alleanza globale. Alle votazioni del 24 e 25 maggio scorso li avevano separati appena 213 voti. Oggi correranno insieme. Daniele Manente sposa in modo globale il progetto del centro-sinistra guidato da Maria Ghimenton e al ballottaggio del 7-8 giugno promettono, se i voti saranno confermati, di vincere le elezioni e riportare il centro-sinistra sulla poltrona di sindaco che fu l'ultima volta di Maria Gomierato dal 2005 al 2010. Io credo molto nel dare anche segni importanti anche per la città. Noi con il gruppo della coalizione Manente avevamo veramente una comunanza di programma da quello che è la tutela dell'ambiente, il consumo del suolo zero, a quella che può essere la protezione dal rischio idrogeologico e anche la tutela dell'ospedale. Quindi questa cosa qui ci ha fatto anche pensare perché dobbiamo correre separati quando possiamo dare anche alla città un segno di unità. Quindi questo è stato, diciamo, quello che ci ha spinto a trovare un punto d'incontro. Trovata la quadra sul programma che è comune, i due candidati confessano di aver sentito la responsabilità di una città che ha chiesto loro di non mollare. La gente ci ha chiesto di non mollare ed era giusto quindi provare un'intesa sui programmi, sulle linee programmatiche per portare avanti le nostre istanze. Maria ci ha ascoltato, quello che noi abbiamo chiesto è di, una volta trovata l'intesa sui punti del programma, di trovare anche un'intesa sulla corresponsabilità amministrativa, cioè noi governeremo assieme. L'apparentamento in questa forma era l'unico modo per garantire la presenza dei giovani in tutte le ipotesi possibili. Il ballottaggio sarà un terno all'otto, ma l'importante è non avere rimpianti. Ci speriamo, quantomeno avremo fatto tutto quello che è stato possibile andando uniti per rispondere a quelle che sono state le esigenze della città e anche a quello che sono state le domande della città e che sono state espresse nel voto.
Inutile dire che se lo aspettasse. Parliamo dell'avversario, il candidato del centrodestra Pozzobon, che al primo turno era in netto vantaggio su Maria Ghimentone, che dice: non ci spaventa questa alleanza, siamo pronti. Luca Pozzobon, forte degli oltre 6.000 voti presi al primo turno, si dimostra tranquillo e fiducioso per il futuro della sfida, togliendosi anche qualche sassolino. No, non ci preoccupa molto, ci stimola ancora di più a riuscire a raggiungere il risultato. Credo che sia un'alleanza che dimostra che dall'altra parte alcune cose che hanno detto, cioè la contrarietà ai partiti e queste cose qua, si sono rivelate una cosa che non era vera. Questa alleanza dimostra appunto che è più basata sulla necessità di contrapporsi a noi, sembra quasi ci sia un po' di timore di non farcela e quindi è un'alleanza un po' strategica. Noi rimaniamo sulle nostre posizioni, sui nostri programmi e su tutto quello che abbiamo detto fin dall'inizio. Una mossa che ci si attendeva e che non ha visto il centrodestra manovrare per avere i voti di Manente. No, noi non abbiamo fatto interlocuzioni con nessuno, era una mossa che ci aspettavamo perché loro avevano già, da quello che si sa, avevano già tentato un accordo prima ancora delle elezioni e quindi ci aspettavamo che ci fosse un avvicinamento. È una cosa sì, che ci aspettavamo. Una campagna elettorale segnata dall'astensionismo che ha raggiunto il 51%, un dato da tenere bene a mente. La nostra campagna è basata essenzialmente sul chiedere agli elettori di andare a votare. C'è stata molta astensione e quindi la preoccupazione è questa. Se i nostri elettori, quelli che ci hanno dato fiducia, andranno a votare, penso che avremo un buon risultato. Questa disaffezione verso la politica è una cosa che deve far preoccupare, sì, soprattutto i partiti, non solo le liste civiche. Bisogna trovare il modo di far capire, di far capire alle persone che devono avere fiducia nelle istituzioni in generale e quindi in qualche modo anche nella politica, nell'andare a votare, che è importante andare a votare. L'aria di cambiamento, sottolinea Pozzobon, è anche del centrodestra e dunque fondamentale è recarsi alle urne. C'è una voglia di cambiamento, anche dentro il centrodestra, non c'è niente da nascondere, quindi noi continuiamo a puntare sul fatto che vogliamo fare, che abbiamo una nuova visione e che i cambiamenti sono possibili. Intanto però sempre a Castelfranco tiene banco anche il caso di Stefano Marcon, l'ex sindaco di Castelfranco, ora consigliere regionale, che si è speso anche in questa campagna per le comunali, che però rischia il seggio di consigliere regionale per un contributo elettorale durante le elezioni di novembre. I vertici della Lega valutano il da farsi e si attende anche la Corte d'Appello. Fulmine a ciel sereno in casa Lega a Castelfranco, dove l'ex sindaco Stefano Marcon rischia seriamente di perdere il suo seggio in Consiglio regionale, decadendo dal ruolo per aver accettato per spese elettorali 5.000 euro dalla cooperativa sociale EOS, subappaltatrice di Contarina e che in passato ha gestito il verde in tutto il territorio comunale. Euro che sono stati dichiarati nell'elenco dei contributi ricevuti e delle spese fatte che ogni candidato alla regione deve presentare. Ma la legge regionale vieta di accettare contributi da cooperative sociali, enti pubblici o società partecipate. E farlo, oltre a una denuncia penale, porta alla decadenza. L'ex sindaco Marcon dice che ha fatto tutto in buona fede e di cadere dalle nuvole. Nel carroccio qualcuno lo avrebbe già rimproverato, ma si attendono ulteriori verifiche. Spero che si risolva nel migliore modo possibile e che lui possa fare il lavoro in Consiglio regionale 5 anni. Di piena fiducia? Sì, per il momento piena fiducia, poi capiremo con lui le varie questioni. Sulla vicenda Marcon non possiamo che attendere l'esito delle autorità competenti e capire dall'esito qual è veramente la situazione. Attacco frontale invece quello di Sebastiano Sartoretto del PD cittadino, che dice che l'irregolarità commessa da Marcon è doppiamente grave, sia perché la EOS è una ditta subappaltatrice di Contarina che a sua volta lavora per il comune, sia perché è candidato anche in consiglio comunale a Castelfranco nel ballottaggio. Non si pronuncia la candidata di centrosinistra. Di solito lascio la magistratura, se dovesse essere la magistratura non mi metto a fare giudizi sugli articoli di giornale. Adesso sarà la Corte d'Appello a doversi muovere esaminando i vari fascicoli. Il caso di Marcon e della rodigina Valeria Mantovan, assessore regionale di Fratelli d'Italia, anche lei incappata nello stesso inconveniente, potrebbe addirittura essere trasmesso anche alla Guardia di Finanza.
E adesso torniamo a parlare di un progetto, la piattaforma Venexus, che era stata presentata già in regione qualche tempo fa, ma oggi a Padova il governatore del Veneto Alberto Stefani ha parlato ormai di progetti già in campo. È una giornata fondamentale per il nostro territorio. Oggi presentiamo la prima piattaforma regionale in Italia per progetti ESG. Venexus l'abbiamo chiamata così proprio per richiamare il collegamento del territorio veneto. Vogliamo far sì che i bisogni del territorio possano essere intercettati dalle esigenze di sostenibilità delle imprese. Progetti di carattere sanitario, sociale e ambientale per il territorio che saranno presi in carico da persone e società benefit. È questa la rivoluzione che vuole lanciare il Veneto con la piattaforma digitale Venexus, che promuove progetti territoriali a beneficio comune per creare un circuito virtuoso tra pubblico e privato. Ci sono già 12 progetti individuati e finanziabili come Piccolo Principe, iniziativa padovana che nasce con l'obiettivo di rendere le città del Veneto sempre più cardioprotette attraverso la diffusione della cultura del primo soccorso e l'installazione di dispositivi salvavita, oppure Casa AIL Venezia per potenziare l'accoglienza per pazienti ematologici e caregiver che devono spostarsi dalla propria città per sottoporsi a cure specialistiche. Il futuro di Venexus potrebbe essere quello di creare anche una fiera dei progetti a beneficio comune, 2 giorni magari annuale in cui società benefit, enti del terzo settore, enti locali possono incontrarsi per condividere strategie di valorizzazione e di sviluppo del nostro territorio. Lo potranno fare su progetti ambientali, su progetti sociali, su progetti sanitari, su progetti culturali, su progetti sportivi. È la giornata del Veneto che fa il Veneto. Venexus permetterà ai territori di esprimere bisogni e alle imprese di soddisfarli con la garanzia della Regione. Oggi tutti hanno l'ambizione di lasciare un pianeta migliore per i nostri figli e la ricerca appunto di opportunità di investimento che ci possano far andare in questa direzione e magari anche tutti quanti coordinati rende assolutamente degno anche un progetto che poi possa essere messo a comune anche con altre imprese. Sburocratizzare, semplificare e avvicinare attraverso il dialogo gli imprenditori e gli enti locali che possono mettere in sinergia soprattutto quelli che sono i bisogni di un territorio sia fondamentale, quindi un bel modello che identifica tra l'altro la virtuosità del Veneto. Imprese e comuni giocano un ruolo dunque essenziale in questo modello, con un impatto economico importante anche superiore ai 100 milioni l'anno. Obiettivo è quello di rovesciare la prospettiva. Invece di aumentare il prelievo fiscale per finanziare i servizi, la Regione indica al privato attraverso la piattaforma ambiti in cui intervenire liberamente con la massima trasparenza ed efficacia. Chi aderisce non lo fa dunque per obbligo, ma perché conviene. Questa terra è fatta da imprese che hanno un forte legame, hanno radici profonde nel territorio e da sempre hanno sostenuto progetti in campo sociale, in campo culturale, in campo sportivo. Ecco, questo è una modalità in cui fa uscire la voce, è importante sottolineare e comunicare ciò che le imprese fanno per essere d'esempio anche per altre. Adesso a Possagno per vedere come è tornata a splendere nella Gipsoteca Canoviana l'ala realizzata dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. È stato rifatta la copertura del cannocchiale, la parte più meridionale dell'ampliamento, ma poi sono stati attenzionati anche quelli che potrebbero essere definiti gli elementi di corredo e quindi quegli intonaci speciali che Scarpa stendeva sui suoi ampliamenti. Ma ancora è stato attenzionato anche l'esterno e quindi quel giardino al quale Carlo Scarpa aveva posto tanta attenzione, piantumando quelle essenze che lui aveva pensato 70 anni fa. Torna a splendere l'ala Scarpa all'interno della Gipsoteca Canoviana di Possagno dopo un lavoro di restauro portato avanti grazie a un finanziamento ministeriale di 460.000 euro stanziato su richiesta della sovrintendenza. A poco più di un anno dall'inaugurazione della rinnovata ala ottocentesca si taglia un nuovo nastro che riporta a splendere il museo che raccoglie i gesti del grande scultore neoclassico. Grazie a un lavoro corale, grazie a un lavoro multidisciplinare abbiamo avuto modo di onorare
onorare quello che è il lavoro realizzato dal grande architetto veneziano. Un'ala dal fascino inimitabile, all'interno della quale la luce mutevole che colpisce le statue dona incanto unico, quasi vitale, alle opere canoviane. E Possagno sempre più decisa a lavorare per la valorizzazione dell'intero patrimonio che porta la firma di Antonio Canova. Siamo orgogliosi e felici di poter restituire il patrimonio canoviano in piena tutela e restaurato. Prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi ovviamente sono il nostro tempio, perché se abbiamo riaperto le porte, sono state riaperte le porte, però ha bisogno degli interventi importanti, quindi ci concentreremo sul tempio. E adesso a Monastier, dove ha preso il via la 17ª edizione di Tucogio, il festival dei giochi di tutti i tempi che proseguirà fino a lunedì. Giochi inventati, rielaborati e scoperti e riscoperti per una manifestazione che coinvolge oltre 300 volontari e le famiglie del territorio. Quest'anno Tucogio ha un tema bellissimo, la chiave per una nuova città. Volete sapere perché l'abbiamo chiesta questo tema? L'abbiamo voluto per creare 18 situazioni di gioco dove i ragazzi possono mettersi in gioco, in discussione, alla prova, per essere i nuovi cittadini responsabili del proprio territorio. Tra questi ci sarà il nostro nuovo Presidente della Repubblica, ci sarà il nuovo Ministro dello Sport e della Cultura. E quindi abbiamo deciso di divertirci e di provare a vedere, anzi avere la certezza, come tutte le volte, che giocando si trasmette di più. Fino a lunedì dunque l'appuntamento con Tucogio, adesso andiamo nel Bellunese. Cronaca dal Bellunese che però parte da Bassano, perché a Bassano, in un parco di Bassano, si è consumata una violenza che vede una vittima bellunese e 2 dei 4 aggressori bellunesi. Un giovane che è stato attirato in trappola in un parco con la scusa di fargli conoscere una ragazza conosciuta nei social. In realtà era una trappola per picchiarlo e rapinarlo, peraltro riprendendo il tutto con il cellulare. Hanno attirato un 29enne bellunese nel parco intitolato a Gino Pistorello a San Vito di Bassano con la scusa di incontrare una fantomatica donna, ma quando il giovane è arrivato lo hanno circondato e aggredito con una violenza inaudita, calci, pugni, fratturandogli il setto nasale e la mascella per poi rubargli tutto quello che aveva e minacciarlo se avesse parlato. Non contenti hanno filmato la scena cruenta con un telefono cellulare ed è qui che i 4 soggetti, 2 residenti a Mussolente, gli altri 2, uno a Sedico, l'altro a Longarone nel Bellunese, si sono traditi. Sì, perché i carabinieri sono risaliti a loro proprio visionando quei video salvati nel telefono di uno del gruppetto, 19 anni di Mussolente, che era stato arrestato per rapina aggravata con lesioni per un episodio che l'aveva visto agire assieme alla sorella. Proprio in quell'occasione i militari avevano sequestrato il cellulare del misquilese, trovandovi dentro il video risalente a un mese prima, riuscendo così a identificare la banda. Per tutti e 4 è scattata la denuncia per rapina in concorso. Il 23enne di Longarone è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale perché non voleva consegnare ai carabinieri il suo telefono, mentre l'altro giovane di Mussolente, 18 anni, deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio perché trovato con quasi mezzo etto di hashish in casa. L'ennesimo episodio di violenza con protagonisti giovani che preoccupa. Assistiamo ad un impoverimento del rispetto dell'altro, del senso di responsabilità e assistiamo a una spettacolarizzazione della violenza. Ragazzi così giovani che arrivano a compiere atti di questo tipo e addirittura a filmarli. È una cosa grave perché probabilmente continuano a sentirsi anche impuniti, mentre ora, come abbiamo visto, la giustizia sta facendo il suo corso. Però mi chiedo anche cosa in più possiamo fare noi come istituzioni assieme alle famiglie. E poi a Belluno i controlli nelle scuole, nei locali, nei luoghi di ritrovo, nel capoluogo una vasta operazione delle forze dell'ordine contro spaccio e criminalità diffusa.
Controlli a tappeto in tutto il Bellunese nell'ambito di una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa. In campo la squadra mobile di Belluno con il supporto delle volanti della Polizia Amministrativa, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell'Unità Cinofila Antidroga, della Questura di Padova. Le verifiche hanno interessato diversi comuni della provincia con controlli su persone, locali pubblici e punti di aggregazione. Il bilancio parla di 161 persone identificate, tra cui 46 minorenni. Particolare attenzione è stata rivolta alle scuole. In un istituto di Longarone i cani antidroga hanno consentito di rinvenire e sequestrare uno spinello di marijuana, mentre una modica quantità della stessa sostanza è stata trovata all'interno di una struttura ricettiva della provincia. Sotto la lente anche diverse sale slot e 4 strutture ricettive tra Belluno, Feltre e Sette Ville. Un'operazione che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio e ai fenomeni di microcriminalità sul territorio che potrebbe riservare sviluppi. È il caso Tigli adesso in via Feltre con Italia Nostra che continua a battagliare e non si arrende dopo il rigetto del ricorso al TAR contro l'abbattimento delle piante superstiti. È stato presentato l'appello al Consiglio di Stato in queste ore. Noi abbiamo appellato al Consiglio di Stato l'ordinanza del TAR che ci ha rifiutato la sospensiva cautelare. Alla vigilia del definitivo abbattimento dei tigli superstiti in via Feltre, annunciato per settembre ma anticipato a sorpresa lunedì prossimo, Italia Nostra si appella al Consiglio di Stato dopo il rigetto del ricorso presentato al TAR del Veneto. Il nuovo colpo di scena arriva poco dopo mezzogiorno, quando davanti a Palazzo Rosso si radunano residenti di via Feltre assieme ai rappresentanti di Italia Nostra e l'IPU, sorpresi dal cambio di programma repentino del Comune. L'appello è stato notificato al sindaco e alle controparti, compresi 14 fra commercianti, esercenti e non residenti in via Feltre, che hanno presentato ricorso ad opponendum al TAR. Noi invitiamo il sindaco a tener conto di questo procedimento che gli è arrivato, di questa notifica che gli è arrivata, e di attendere ad eseguire questo intervento, un intervento che è, come ho detto, violento, di violenza all'ambiente, di violenza anche ai cittadini. Il momento è particolare. Direttiva europea e legge dello Stato vietano potature, tagli di rami e di alberi da marzo a settembre. L'appello al sindaco è di riprogrammare l'abbattimento degli 80 alberi rimasti in via Feltre. Il 1° giugno desista da questo intervento, anche perché la popolazione, i residenti, molti residenti di via Feltre sono arrabbiatissimi. Sono molto emozionata in questo momento, in realtà è anche molto arrabbiata, e parlo per me e anche per tutti i giovani. Io ci vivo, quindi apro la finestra e cosa vedo? Il cemento, è l'unica cosa che vedo. Ed è triste sia anche psicologicamente che anche fisicamente, perché fisicamente un luogo senza alberi, senza anche protezione appunto dal sole, dal caldo d'estate. Io non pretendo che magari le mie parole facciano qualcosa, ma almeno fermare e dire ok, aspettiamo settembre. Questo appare come un gesto del tutto immotivato, un'accelerazione voluta dal Comune rispetto a istanze diverse che erano state presentate da molta parte della cittadinanza, invitando al ragionamento, invitando alla riflessione e invitando anche a evitare quel tipo di inasprimento che può portare solo alle vie legali. Non è un no a prescindere. I danni ai marciapiedi causati dalle radici dei tigli sono evidenti in alcuni tratti della via, ma non dappertutto, e il motivo è presto detto. Davanti al bar Casinette, davanti all'US. Come vedete qui non c'è nessun problema. Perché? Perché la manutenzione dei marciapiedi non viene fatta, salvo questi 2 tratti, no, dagli anni 90 giunta Fistarol. Noi non siamo il partito del no sempre, noi abbiamo anche delle proposte, e difatti al sindaco, quando l'abbiamo incontrato, le abbiamo portato delle proposte e offerto di insieme rivedere quel progetto. Rivediamolo con degli architetti urbanisti, con degli esperti, con persone che sanno come si agisce in città. L'ordinanza del TAR resta esecutiva. Al Consiglio di Stato la decisione di adottare misure provvisorie per tutelare la situazione fino al riesame del ricorso.
E in serata è arrivato il decreto del Consiglio di Stato che, al solo fine di mantenere la situazione di fatto inalterata fino alla decisione dell'appello cautelare, ha disposto che gli effetti della pronuncia del TAR impugnata restino sospesi. Prima di procedere dunque al taglio dei tigli, il Comune di Belluno dovrà attendere la decisione che il Collegio del Consiglio di Stato assumerà all'udienza camerale, che verrà fissata a breve. E a breve, pochi giorni ormai, sta per arrivare il 2 giugno, la festa della Repubblica, e allora Belluno indossa l'abito buono e si prepara a celebrare gli 80 anni proprio della Repubblica. Il programma delle cerimonie, quello ufficiale, è già stato reso noto dalla Prefettura di Belluno, che martedì prossimo 2 giugno sarà fulcro dell'organizzazione degli eventi. Dal mattino gli onori ai caduti alla stele commemorativa in Viale Fantuzzi, poi in Piazza Duomo per il momento certamente più spettacolare che nel capoluogo è diventato tradizione. Sulle note dell'inno nazionale i Vigili del Fuoco isseranno il tricolore sulla torre dell'orologio di Palazzo dei Rettori. Alle 18 la consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, una medaglia d'oro al merito civile e il premio Bontà Città di Belluno assegnato alla Mensa dei Poveri dei Frati Cappuccini di Mussoi, all'Associazione Pollicino e all'Associazione Cucchini. I bellunesi potranno ammirare l'esposizione dei veicoli in dotazione alle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, polizia penitenziaria e polizia locale. Già oggi, grazie all'iniziativa originale promossa in collaborazione con Confcommercio, è possibile ammirare le vetrine dei negozi addobbate con esposizioni a tema. Siamo orgogliosi di averla lanciata, è la prefettura che ci coordina e noi volentieri diamo questa disponibilità, e anzi devo dire che i commercianti sono orgogliosi e ci chiedono di farlo proprio quando la città è popolata, perché piace. Di prima mattina le vetrine allestite, 4 di queste fra Piazza delle Erbe e Via Rialto, sono state illustrate dai referenti delle autorità di polizia locali, dell'esercito e dei vigili del fuoco. Storia e modernità si intrecciano sia nelle uniformi che nelle dotazioni, e le curiosità non mancano, su tutte quella che riguarda lo storico casco da motociclista dei carabinieri in pelle e sughero, dal quale subito dopo il referendum di 80 anni fa vennero cancellate le iniziali del re Vittorio Emanuele. Inutile dire che il passaggio dei vertici delle forze dell'ordine ha richiamato l'attenzione dei passanti e dei clienti dei negozi vestiti a festa, premiati per il ruolo sociale che il commercio ha in città. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.